Salve a tutti cari lettori, benvenuti o bentornati qui sul canale. Io sono Olga, voi state guardando Una lettrice in viaggio e oggi siamo qui per il penultimo, appuntamento di una rubrica che vi piace tanto, che l'anno prossimo arriverà alla sua quinta edizione, ossia l'autore del mese. Prima di iniziare però vi preannuncio che nei primi minuti di video vi racconterò un po' alcune piccolissime novità che voglio portare in questa rubrica l'anno prossimo. Ve le inizio a dire adesso così poi vi preparate e quindi non perdiamo tempo e partiamo subito. Allora, primi minuti di video, come vi dicevo, dedicati un attimo alle novità che troverete qui sul canale a partire dal prossimo anno, almeno per quanto riguarda questa rubrica. Ve le inizio a dire adesso così vi potete preparare mentalmente, perché saranno effettivamente delle novità straordinarie, mi verrebbe da dire, e poi vi dico gli autori del mese di dicembre e poi vi dico un attimo i prossimi video che usciranno, quindi insomma tutto, lo facciamo un attimo tutto veloce, prima poi di entrare nel dettaglio del libro di cui vi parlerò oggi, perché anche lì c'è tutta una storia. E ovviamente prima di iniziare vi ricordo infine di iscrivervi al canale, attivare la campanellina così da essere sempre aggiornati e mettere mi piace al video se vi piace e ovviamente di commentare. Allora, partiamo subito. Vi dicevo, l'autore del mese comunque è una rubrica che ormai chi la segue dal primo anno si sarà anche stancato di sentirmi dire sempre la stessa cosa, però lo diciamo per i nuovi arrivati, è una rubrica dove ogni mese io seleziono per voi degli anniversari che riguardano la nascita o la morte di importanti, non so, scrittori, artisti, cantanti, ballerini, musicisti, cuochi, insomma, personaggi, ecco, in linea generale, e diciamo che l'obiettivo è quello di leggere, guardare un film, fare un viaggio, insomma cercare di fare qualcosa per omaggiare quel personaggio che abbiamo scelto, perché ognuno di voi potrà scegliere il proprio personaggio tra quelli che io vi seleziono e in qualche modo creare il vostro autore del mese. Quindi è una rubrica che ha come obiettivo quello di superare magari i nostri limiti letterari, i nostri pregiudizi nei confronti di alcuni autori, come è accaduto per esempio con me, che ad agosto ho letto nuovamente Isabella Allende e me ne sono praticamente innamorata, ma il mio primo incontro con lei era stato pessimo, però in quel video vi racconto tutto. E anche in qualche modo renderci sempre più consapevoli del fatto che stiamo vivendo un particolare momento storico, magari ci sono tante celebrazioni che possono riguardare quel particolare personaggio, magari nelle vostre città oppure in Italia, e quindi perché no, magari partecipare a questi eventi con uno spirito anche diverso. Di conseguenza l'anno prossimo questa rubrica arriverà alla sua quinta edizione e vi dico un pochino alcune novità, non ve le dico tutte, però giusto qualcuna. Allora, diciamo che ci sarà una grafica completamente diversa dedicata a questa rubrica, che quando la vedrete secondo me avrete l'idea proprio di una rubrica diversa, rinata, come dire, però anche allo stesso tempo molto più simbolica, molto più evidente, mettiamola così, quindi già lì ci sarà un vero e proprio punto di svolta. Poi ci saranno ovviamente sempre gli autori, questo è classico, ovviamente cerco ogni anno sempre di ampliare le scelte, quindi cercare di andare incontro alle esigenze di tutti, e soprattutto vi suggerirò nei video anche altro, nel senso non saranno solo dei video di libri, ma ci saranno anche delle sorprese alla fine di ogni video. E poi chi durante tutto l'anno mi seguirà, mi taggerà proprio in occasione dell'autore del mese, insomma parteciperà attivamente, a fine anno potrebbe o partecipare a una sorta di intervista doppia con me, e quindi insomma ragioneremo degli autori del mese che ci sono piaciuti di più, di meno, eccetera eccetera, oppure probabilmente, se ne sarete in tanti, e questo ovviamente è il mio augurio, faremo una sorta di chiamata collettiva dove tutti potremo insomma dire la nostra. Quindi insomma questa è una cosa che mi piacerebbe molto fare, ma vedremo, ok? Quindi queste sono più o meno alcune delle sorprese, ma ce ne saranno tante altre, per cui insomma se questa rubrica vi piace o pensate che ci possano
essere persone interessate, non esitate ovviamente a condividere con loro questo video, insomma fargli presente che esiste questo canale, perché l'anno prossimo, credetemi, sarà secondo me una bellissima edizione. Io ho già stilato ovviamente il programma e vi dico solo che ci sono tantissimi autori di classici. Io amo i classici, so che tantissime persone su questo canale mi seguono proprio per i classici, quindi insomma secondo me l'anno prossimo vi beccate non so quanti video di classici e insomma partiremo già da gennaio, ve lo posso dire. Quindi questa era una parte insomma del video. Adesso invece vi dico gli autori del mese di dicembre, vi dico anche qual è stata la mia scelta, così in qualche modo già lo sapete, e poi insomma procederemo con l'analisi del libro. Allora, autore del mese di dicembre, devo dire la verità, non proprio ricchissimo, ok? Nel senso, infatti anche per me è stata un po' una sorta di seconda scelta, perché tra le nascite avremo quella di Francisco Franco, il famoso dittatore spagnolo, Maria Stuarda, Andrea De Carlo, scrittore, Gustave Eiffel e Louis Pasteur. Quindi insomma abbiamo uno scrittore della contemporaneità che ha scritto tantissimi libri. Se vi ricordate, io di Andrea De Carlo ho letto 2 di 2 e non mi piacque, quindi no. Ci sono qualche personaggio storico come Maria Stuarda, Gustave Eiffel, insomma, ma anche esponenti della medicina, per esempio come Louis Pasteur. Invece tra le morti abbiamo Vittorio Emanuele Orlando, Vittorio Emanuele Terzo, il cardinale Richelieu, Alberto Manzi, che è stato il primo maestro, è noto come il maestro della TV, perché è stato colui che penso negli anni 50 ha fatto un programma dal titolo Non è mai troppo tardi, dove in televisione, quindi con un mezzo di comunicazione del tutto nuovo, ha insegnato a tantissimi italiani a scrivere e a leggere tramite la televisione. Quindi insomma è un personaggio secondo me molto bello, soprattutto per noi che amiamo leggere. E poi Rita Levi Montalcini, della quale si festeggiano i 10 anni dalla morte. Quindi io vi dico già che la mia idea iniziale era quella di leggere un libro su Maria Stuarda, poi ho detto di no. Poi ho detto aspetta, leggiamo qualcosa su Richelieu, così mi collego ai 3 moschettieri che ho letto nei mesi passati, però mi sono detta non voglio comprare altri libri, andiamo su una rilettura, e cioè la biografia di Rita Levi Montalcini, della quale ricordo poco, dico la verità, quindi insomma questa sarà la mia scelta per dicembre. Quindi questi sono gli autori del mese di dicembre, per cui insomma fate le vostre scelte e ci aggiorniamo comunque poi a dicembre. Nel video di Rita Levi Montalcini vi spiegherò comunque meglio la rubrica, in modo tale che se aggiungerò altre novità ve le potrò dire. E poi lo so, voi state sempre aspettando l'autore del mese di ottobre, cioè quello dedicato a Putin, che arriverà nelle prossime settimane. E proprio perché volevo rilassarmi ho letto diciamo uno dei 4 libri che mi sarebbe piaciuto leggere, o almeno uno dei 2 libri che avrei preferito leggere, perché oggi siamo qui, come avrete intuito dalla copertina, per omaggiare, per parlare di un classico e per omaggiare i 190 anni dalla nascita di Louisa May Alcott, ossia l'autrice di Piccole donne. Allora, come vedete non vi spaventate, perché qua dentro ci sono i 4 romanzi della saga di Piccole donne più Un lungo fatale inseguimento d'amore, che è uno dei suoi primi racconti romanzi, di cui vi ho parlato credo in qualche lettura del mese di Natale di un po' di tempo fa, quindi ve lo lascio anche lì nelle schede, perché è un libro diverso, molto diverso rispetto a Piccole donne e agli altri volumi, credo. Però non vi spaventate, perché Piccole donne è solo questa prima parte, ok? Quindi diciamo che tutti e 4 i libri hanno generalmente una media di circa 200 pagine, quindi insomma sono anche abbastanza veloci da leggere. Il mio obiettivo in particolar modo questa volta era di leggere almeno i primi 2 libri, cioè Piccole donne e Piccole donne crescono, che per me sono un po' delle riletture, e poi dedicarmi agli altri 2 nuovi, cioè Piccoli uomini e I ragazzi di Joe. Ovviamente, se qualcuno di voi vuole partecipare a questa sorta di gruppo di lettura, non è un vero e proprio gruppo di lettura, però se vi va, diciamo che l'obiettivo sarebbe un libro al mese, quindi se volete aggiungervi, insomma, siete benissimo e siete ancora in tempo. Vi dicevo quindi che in realtà poi dati i tempi ho iniziato a leggere solo Piccole donne, perché quando trovo un libro che mi piace tantissimo, che sia un romanzo o un saggio, diciamo soprattutto romanzi storici o classici, e io poi la mia mente è sempre focalizzata sul voglio leggere il libro e non riesco a fare altro, quindi siccome dovevo in questo caso concentrarmi sullo studio, pur avendo trovato Piccole donne magnifico e pur avendo il desiderio di andare avanti, ho detto fermati un attimo, ne riparliamo a fine settimana, insomma, riprendiamo questo romanzo. Allora, la storia forse è nota, quindi magari non vi racconterò nel dettaglio alcuni eventi,
Però voglio dirvi perché ho deciso di rileggere Piccole Donne più che altro. Allora, perché credo di non avervene mai parlato qui sul canale, se non in un book tag, cioè appunto Piccole Donne book tag, e quindi insomma magari ne approfitto un po' più nel dettaglio. Allora, la storia è ambientata durante la guerra di secessione americana, anche se è una guerra che noi, mentre in Via col Vento, viviamo in prima persona. In questo libro noi vediamo solo sullo sfondo, perché il padre delle ragazze, il signor March, è partito per il fronte e le ragazze insieme alla madre, alla zia antipaticissima e alla tata sono rimaste nella loro città. Sono rimaste a casa. Sono delle ragazze, diciamo, che in passato erano state ricche, almeno le prime due, Jo e Meg, le due figlie maggiori, sono quelle che si ricordano effettivamente, diciamo, un po' di più della ricchezza. E quindi questo libro si apre col famoso incipit dove Jo dice: un Natale senza regali non è Natale, diciamo, uno dei grandi incipit della letteratura. E quindi noi nel corso di un anno, perché la storia si svolge dal Natale precedente al Natale successivo, vediamo la vita di queste quattro sorelle. Le prime due, Meg e Jo, sono le due sorelle maggiori, fra loro profondamente diverse, mentre poi ci sono quelle due più piccoline, Amy e Beth, anche loro diverse. Quindi diciamo che sono quattro sorelle simili su alcune cose, perché la morale di fondo di tutto questo libro è quello di imparare dai propri errori, di non lasciarsi sopraffare, insomma, dall'egoismo, da quelli che possono essere i vizi della nostra società, ma cercare sempre di guardare il buono negli altri, di mettersi a disposizione degli altri e di correggere magari un pochino i nostri difetti. Quindi diciamo che è un libro, da un certo punto di vista, moralistico, mettiamola così, cioè ci sono tante parti, soprattutto quando parla la madre, che sono ricche, no, di queste... anche quando il padre scrive la lettera, ricche di queste, diciamo, frasi, no? Dalla serie: bambine mie, fate le brave, mi raccomando, ascoltate la mamma, correggete i vostri difetti, eccetera, eccetera. Quindi magari potrebbe risultare un po' ripetitivo su alcune cose, molti di voi potrebbero dire: sì, vabbè, ma poi cosa c'è, no? A parte tutte queste frasi. In realtà vi posso dire che prima di tutto è un libro che secondo me è un balsamo per il cuore, una carezza per l'anima, comunque è un libro dove voi per un anno seguite la vicenda di quattro sorelle, tra loro, ripeto, profondamente diverse, e alla fine vi affezionate a loro, cioè non potete non affezionarvi a loro, ognuna con i propri pregi e i propri difetti. Devo dire infatti che secondo me questo è un libro adatto sia per chi è figlia unica come me e quindi attraverso queste quattro sorelle immagina, no, di avere anche altre sorelle, altri fratelli, quindi io l'ho letto soprattutto nell'ottica di cercare di capire quali aspetti della mia personalità mi associano più a un personaggio piuttosto che a un altro, oppure può anche essere un libro, secondo me, ancora più interessante per chi ha effettivamente delle sorelle, quindi in qualche modo sarà un modo molto bello, molto carino di magari leggerlo insieme, oppure semplicemente di capire se le sorelle reali hanno qualcosa di questi personaggi fittizi. Vi dicevo che le due sorelle principali sono Meg e Jo, fra loro profondamente diverse. Meg è la ragazza, diciamo, non vanitosa in senso stretto, però amata, diciamo, amante, ecco, della ricchezza, della bella vita, dei bei vestiti, però allo stesso tempo è anche una ragazza che sogna un amore e una famiglia e dei figli. Quindi in modo molto semplice fa l'istitutrice per alcuni bambini, però non ha delle velleità artistiche. Cosa diversa invece succede per Jo, che poi in qualche modo è l'alter ego dell'autrice. Jo, o meglio il suo nome è Josephine, però tutti la chiamano Jo, che è una ragazza molto ribelle, che non tiene mai a freno la sua lingua, che sogna di diventare scrittrice e che a un certo punto compie un'azione molto forte per aiutare il padre. Quindi non ve lo svelo perché magari qualcuno di voi non l'ha letto e non ve lo voglio dire. Quindi sono due sorelle spesso in contrasto tra di loro eppure estremamente, insomma, legate. E poi ci sono le due più piccoline, Amy, che è quella lì, diciamo, un po' la più piccola di tutte, è quella lì proprio più vanitosa, no? Che mette una molletta sul naso perché lo vorrebbe all'insù, che però allo stesso tempo anche lei, no, impara a darsi da fare in casa ed aiutare gli altri. E Beth invece è un po' l'angelo della famiglia, è quella ragazza che si spende sempre per tutti, che ha delle grandi doti da pianista, che rischia addirittura a un certo punto di morire perché ha rischiato il freddo e il gelo, e quindi insomma è il personaggio che in qualche modo lega
no? Un po' tutti gli altri personaggi della vicenda, addirittura è così dolce da riuscire a vincere le resistenze del signor Lawrence, che è un vecchio burbero molto ricco che è il loro vicino di casa. E proprio con il nipote del signor Lawrence, cioè Lori, praticamente Theodore, però si chiama Lori, loro fanno amicizia, diventa, diciamo, Lori entra a far parte un po' del loro giro, del loro cerchio, e in qualche modo si entra in punta di piedi in questo gruppo familiare, però sia lui sia lo zio incominceranno veramente ad essere dei grandi supporti per la famiglia March, soprattutto nei momenti di difficoltà. Poi chiaramente c'è la mamma, che secondo me è uno dei personaggi più belli della letteratura comunque mondiale, almeno per quello che ho letto fino adesso, veramente è la mamma che tutti noi vorremmo, insomma una donna saggia che ti dimostra il coraggio, la forza di volontà, che non si perde mai d'animo, dolce, accogliente, che sa fare tutto con le proprie mani, quindi veramente è un personaggio magnifico, sulla quale veramente non ho nulla da ridire. E anche il padre, devo dire che compare solo in alcuni punti, proprio perché al fronte in realtà è un personaggio che anche da lontano fa sentire la sua presenza. Poi ovviamente c'è la zia March, la classica zia ricca ma antipaticissima, e poi c'è la tata, quindi diciamo è tutta una grande famiglia, molto al femminile come vedete, però ogni personaggio femminile vi offre una sfumatura diversa sia dell'animo umano ma anche delle donne stesse. Quindi è un libro dove appunto abbiamo queste piccole donne, considerate che hanno tutte tra i 15 e i 17 anni, non arrivano a 20 anni, anche se io le immagino, soprattutto le due maggiori, le immagino più grandi. E perché mi è piaciuto rileggere questo libro? Soprattutto perché io la prima volta che ho letto Piccole Donne l'ho letto in un'edizione credo degli anni 80, quindi scritta anche con un linguaggio molto forbito, e avevo 10 anni e per me fu un trauma. Poi l'ho riletta a 18 anni, intorno ai 18 anni, mi è piaciuto tantissimo e anche adesso in qualche modo ho ricevuto questa conferma, quindi insomma perciò vi dicevo mi piacerebbe tanto, mi sarebbe piaciuto tanto portarvi anche il seguito, Piccole Donne Crescono, però non ce l'ho fatta, ma lo faremo prossimamente, insomma. Quindi per me è stata una rilettura veramente incredibile, non vedo l'ora di leggere gli altri due volumi, cioè Piccoli Uomini e Ragazzi di Gio, che sono per me una vera novità e che credo anche non siano mai stati raccolti probabilmente in dei film o rappresentati in dei film, perché per esempio l'ultimo film che è uscito di Piccole Donne che ho guardato e che in qualche modo era un pezzo di quel film, era la mia vecchia sigla, in qualche modo quel film lì raccoglie sia Piccole Donne sia Piccole Donne Crescono, ecco. Invece gli altri due volumi credo che non siano mai stati trasposti, insomma, sul grande schermo, quindi insomma mi fa estremamente piacere leggerli quando sarà e insomma documentarmi, perché secondo me può essere molto molto interessante. Io vi ringrazio per essere stati con me, noi ci vediamo prossimamente e ricordatevi che la lettura sia sempre con voi. Ciao!